7 anni al 61enne bulgaro che travolse e uccise con il SUV a 180 all'ora Sara e Jessica e scappò. La sentenza del processo con rito abbreviato al tribunale di Pordenone. I familiari pena insufficiente, la legge è sbagliata. Non è giusto, dice in lacrime la nonna di Sara Loredana che ha cresciuto la ragazza. Per me lei era tutto, è dura andare avanti così. Perde il controllo dell'auto e finisce contro un furgone. Drammatico incidente lungo la Treviso Mare a Roncade, gravissimo un 26enne di Loreggia. La scorsa notte a Treviso, vettura ribaltata a Borgo Cavalli. La procura apre un fascicolo sulla morte della 26enne modella Sara Pegoraro, stroncata da un malore in casa dopo essere stata trovata in stato di alterazione vicino ad un supermercato il giorno prima. L'ipotesi che sia stata vittima di un'overdose. Sarà lutto cittadino ad Agordo giovedì, giorno dei funerali di Leonardo Del Vecchio. Attese migliaia di persone al Pala Luxottica, previsti maxi schermi esterni. Tutti gli stabilimenti del gruppo si fermeranno. Doppio colpo di finti addetti del gas e dell'acqua a Villorbe e San Biagio di Callalta. Anziani raggirati e derubati di soldi e gioielli. Indagini dei carabinieri. Partite per il Senegal, le salme dei due fratelli senegalesi di 18 e 14 anni annegati nel Piave a Fagarè. Parenti, amici e compagni di scuola si sono ritrovati all'obitorio di Treviso per un rito islamico. 100.000 euro di contributo ai confidi per sostenere le attività del territorio comunale alle prese con i rincari delle bollette delle materie prime. L'iniziativa Treviso for Change voluta da Casugana. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Oggi il giorno del verdetto per la tragedia in A28 dove morirono le cugine coneglianesi Jessica e Sara. Il 61enne Dimitri Traikov è stato condannato a 7 anni dal giudice di Pordenone. Traikov ha abbandonato il palazzo di giustizia in silenzio tra i familiari delle vittime. Il suo assistito mi dice qualcosa? No, l'assistito non può parlare perché è in regime di arresti domiciliari, non può parlare. Non parla e non può parlare Dimitri Traikov all'uscita del Tribunale di Pordenone, dove il giudice in Camera di Consiglio ha appena letto la sentenza che lo condanna a 7 anni di reclusione per la morte di Sara Rizzotto, 26 anni, e Jessica Fragasso, 20, le cugine travolte uccise il 30 gennaio scorso sulla 28, 6 anni per omicidio stradale, 1 per l'omissione di soccorso. Questo è il verdetto arrivato poco prima delle 2 del pomeriggio. Una sentenza che in termini giuridici ci soddisfa, perché ha accolto alcune delle nostre istanze difensive. Adesso verificheremo se proporre appello per l'entità della pena. Ha detto qualcosa il suo assistito? Non ha detto nulla e adesso però ci riserviamo il tempo di commentarla insieme al nostro assistito. Quella sera di fine gennaio Sara e Jessica si trovavano in auto con le figliolette di Sara di 9 mesi e 2 anni. Stavano rientrando da una gita al mare quando il SUV di Traikov, 61enne imprenditore bulgaro con precedenti, le sperona. La carambola è micidiale. Per le 2 cugine non c'è nulla da fare, salve per miracolo invece le piccole che viaggiavano sui seggiolini. Traikov si dà alla fuga, viene trovato poco dopo dagli uomini della questura. 2 perizie successive hanno stabilito che stava viaggiando a circa 180 km/h e che aveva assunto alcol, circostanza quest'ultima che non sarebbe stata considerata dal giudice. La lettura è stata molto veloce, pare che sia stata esclusa l'aggravante dell'ebbrezza. Però, ripeto, è stata una lettura veramente veloce, però dobbiamo aver intuito che sia stata esclusa questa aggravante. In attesa delle motivazioni e di eventuali contromosse da entrambe le parti, restano le provvisionali: 35.000 euro a genitore, 20.000 per i nonni. La partita risarcitoria procederà su altri tavoli. Una pronuncia che è stata accolta tra rabbia e rassegnazione. Sconcertato Luca Rizzotto, padre di Sara, mentre Alain, papà di Jessica, accanto alla mamma Barbara, un po' se lo aspettava. Più che la sentenza, dice, è la legge a essere ingiusta. La sentenza ni, però queste sono le leggi, purtroppo se non vengono cambiate non si può fare niente. Un'altra cosa, non può essere valutata la vita di una ragazza a 5 anni, non può essere valutata così, però non posso fare niente, non si può fare nient'altro, accettare e basta. E che almeno si faccia un po' di anni in galera, che si faccia un po' di anni dentro una stanza e guarda il muro e, come si dice, pensi a quello che ha fatto e basta, almeno questo ce lo devono, cioè non è che non pretendavamo l'ergastolo, non pretendavamo 30 anni, 20 anni. La giustizia è giusta, ma almeno si faccia un po' di anni in galera dentro una stanza.
Non è giusto, dice Loredana, nonna di Sara. Per me Sara era tutto, è dura andare avanti così. No, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Io non trovo giusto, ma purtroppo se è così bisogna accettare e far cosa. Tanto vive e non tornano più, vero? E allora basta, cosa vuol fare? Sì. Sperava, pensava in qualcosa di più. Io speravo almeno 10 anni, dire la verità. Almeno, ma poverine, 3 anni, 3 anni e mezzo per ciascuna, una di 20 anni, una di 26, mamma di 2 bambine. No? Non so. È scoppiata a piangere subito dopo la sentenza, nonna Loredana. C'era anche lei in tribunale a Pordenone per la pronuncia di primo grado nei confronti di Dimitre Trajkov. Sara per lei non era solo la nipote. Io sono la nonna e anche le ho fatto da mamma, perché sua mamma a 3 anni l'ha abbandonata e io l'ho tirata su fino a 26 anni. E anche le sue bambine, perché lei viveva con me. È andata via 1 anno e mezzo a vivere con lui e dopo è tornata a casa mia con 2 bambine. Fino a quando è morta e basta. Un amore di ragazza, brava, aveva il suo bel lavoro all'URSS, faceva i vaccini, si è laureata con 110 lode, ha fatto il master. Era una ragazza meravigliosa, 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 che non meritava né lei né Jessica, perché anche Jessica era brava a scuola e tutto. E purtroppo ce le hanno portate via, tutte e 2. Le bambine come stanno? Le bambine, quella più grande, adesso va su alla nostra famiglia perché ancora non chiama la mamma e ha problemi da quella sera che ha visto l'incidente, hai capito? Invece la piccolina sta bene, ha fatto i dentini, comincia a gattonare, sta bene, bene insomma. Tra i familiari in attesa del verdetto c'è anche Stefania, mamma di Sara. I rapporti con la figlia, dice, si erano riallacciati. Anche per lei 7 anni sono troppo pochi. Io sono qua per la giustizia, ero qua per la giustizia di mia figlia. Qualsiasi cosa è, mia figlia è morta, insomma. Voglio dire, non è che stiamo parlando... Cioè, la cosa più grave è che soggetto agli arresti domiciliari, che poi non si può neanche vedere una roba. Deve andare in galera. Deve andare in galera. Resta in ogni caso un vuoto che nessuna sentenza potrà colmare, una quotidianità che non cancella il dolore, forse lo amplifica. Dura, dura, dura. Ogni giorno peggio. E basta. Schianto frontale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Treviso Mare, ferito gravemente un 26enne padovano di Loreggia. Ennesimo incidente stradale sulla Treviso Mare. Lo schianto frontale questo pomeriggio è avvenuto alla fine del cavalcavia vicino allo svincolo di Roncade. 2 i veicoli coinvolti, grave un 26enne di Loreggia nel Padovano alla guida di un Audi A3. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Illeso il conducente del furgone Renault Master, un 68enne sloveno. Secondo una prima ricostruzione per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Treviso giunti sul posto, uno dei 2 veicoli ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con l'altro mezzo. L'impatto è stato violentissimo. Il furgone stava percorrendo la strada in direzione Treviso dal senso opposto di marcia, invece l'auto del giovane padovano. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori su M118 con l'automedica, i vigili del fuoco ed i carabinieri. La Treviso Mare è rimasta chiusa per circa 2 ore fino alle 16:30 per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Uno scontro violento tra 2 auto in pieno centro a Treviso. Una delle 2 vetture si è capovolta completamente, finendo contro un cordolo stradale. Momenti di paura per l'automobilista rimasto incastrato dentro la vettura. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte all'incrocio tra Borgo Cavalli e Via Oriani. I residenti hanno raccontato di aver sentito un forte boato, poi hanno visto la macchina capovolta e hanno pensato al peggio. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del SUEM. 2 le persone ferite, ma fortunatamente in maniera lieve, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine per morte in conseguenza di altro reato in merito alla tragica fine di Sara Pegoraro, la modella 26enne che ha perso la vita per un malore nel weekend in casa dopo che venerdì scorso, come vi avevamo raccontato nel nostro servizio, era stata soccorsa nel fossato davanti ad un supermercato in Viale del
della Repubblica a Treviso mentre si trovava in stato d'alterazione. L'ipotesi è che ad uccidere la ragazza appena 24 ore sia stata una overdose, a trovarla senza vita la madre. Il sostituto procuratore titolare del fascicolo ha già disposto l'analisi del sangue per fare chiarezza sul tipo di sostanza assunta dalla modella e che potrebbe essere risultata fatale. Ancora anziani raggirati e derubati, è accaduto a San Biagio di Callalta e a Villorba. Le vittime hanno 86 e 78 anni. La solita tecnica messa in atto da persone senza scrupolo, falsi addetti al controllo dell'acqua e del gas, che prendono di mira abitazioni dove vivono persone anziane. Verso l'ora di pranzo, tra le 12 e le 13, hanno bussato alla porta di un 86enne residente a San Biagio di Callalta 2 o 3 persone che hanno detto all'uomo di essere dipendenti di fantomatiche aziende e di essere stati mandati per una perdita dalle tubature. Lo hanno raggirato fino a quando l'anziano ha accettato di aprire la porta a questi individui. Una volta dentro, uno di loro lo ha distratto, l'altro ha raffato tutto quello che poteva, monili e denaro. Una volta consumato il furto si sono allontanati dalla casa dell'86enne ed hanno fatto perdere le tracce. Solo in un secondo tempo l'uomo, dopo essere entrato in casa, si è accorto di quanto era accaduto. Immediata la denuncia ai carabinieri. Stessa situazione è accaduta a Villorba, forse la stessa banda di truffatori. In questo caso hanno preso di mira l'abitazione di un 78enne. I falsi addetti all'acqua e gas, con una serie di giri di parole, si sono fatti aprire la porta, hanno rubato anche qui preziosi che l'uomo aveva in casa e denaro. L'anziano sotto shock ha chiamato i militari dell'Arma. Fortunatamente gli anziani non sono rimasti feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Treviso, danni in fase di quantificazione. L'appello delle forze dell'ordine, soprattutto rivolto agli anziani, è quello di non aprire alle persone che non si conoscono e di chiamare il 112 in caso di dubbi. Un aggiornamento, una notizia appena giunta in redazione: bimba di 2 anni azzannata al volto dal cane di famiglia, un esemplare di grossa taglia. L'episodio è avvenuto oggi a Revine Lago. La piccola è stata tempestivamente soccorsa dai sanitari del SUEM e trasportata in elicottero all'ospedale Caffoncello di Treviso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. A lanciare l'allarme poco dopo le 17 è stata la mamma che era insieme a lei e che non è riuscita ad impedire l'attacco del cane. Sull'episodio indagano ora i carabinieri. Stroncata dalla Guardia di Finanza di Trento una rete transnazionale di contrabbandieri, 28 gli arresti in tutta Italia, coinvolta nell'operazione anche la provincia di Treviso e Venezia con 3 persone in manette. All'alba gli uomini delle Fiamme Gialle sono andati a bussare alla porta di 28 persone. In manette sono finiti anche 3 veneti. Si tratta di un trevigiano di Pieve del Grappa di 65 anni e 2 veneziani di San Stino di Livenza di 27 e 43 anni. L'accusa, a vario titolo, è associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi e sottrazioni all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e bevande alcoliche. Il tutto con l'aggravante del reato transnazionale. Fra gli arrestati 5 persone sono state anche segnalate alle competenti procure quali indebiti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno accertato danni all'erario per oltre 27 milioni di euro, sequestrati 2.770 kg di sigarette e 36.000 litri di gasolio, oltre a 27.900 litri di alcolici. L'inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento sotto la direzione della Procura Distrettuale di Trento, è scattata nel 2018, quando sono stati controllati alcuni autoarticolati in transito presso il valico del Brennero. È emersa una rete di contrabbandieri con importanti ramificazioni in Slovenia, Germania, Belgio, Inghilterra, Olanda, Polonia, Francia, Bulgaria e Grecia, paesi da e verso i quali veniva commercializzata la merce. I finanzieri hanno trovato a bordo degli autoarticolati, pullman, furgoni e anche singole vetture, spesso dotate di vani nascosti o accompagnati da carichi di merce di copertura, prodotti di contrabbando. L'operazione, denominata Melita, si è conclusa con 28 arresti, 20 in territorio nazionale ed altri 8 all'estero. Questi ultimi destinatari di apposito mandato di arresto europeo e mandato di cattura internazionale. Nelle ultime ore sono state eseguite anche perquisizioni e controlli con altri 115 soggetti indagati in totale.
Parenti, amici, compagni di scuola dei due fratelli senegalesi annegati nel Piave 10 giorni fa si sono ritrovati all'obitorio di Treviso per un rito islamico e per l'ultimo saluto ai ragazzi. E c'eravamo anche noi. Ultimo saluto in terra trevigiana per Fallou e Bassirou, i due fratelli di 14 e 18 anni annegati 10 giorni fa nel Piave a San Biagio di Callalta. All'obitorio di Treviso si sono ritrovati il papà, gli amici delle comunità senegalese e marocchina e tanti compagni di scuola e insegnanti dei ragazzi. Per loro la cerimonia del lavaggio, poi il saluto e la preghiera islamica aperta a tutti, infine la partenza per Milano, da dove i due corpi voleranno in Senegal per il funerale di giovedì a Touba, la città santa del paese, raggiunti dal resto della famiglia. I ragazzi vanno direttamente in Senegal, li portiamo oggi direttamente a Milano, domattina alle 10 partono per arrivare in Senegal. Facciamo i funerali e cerimonie li facciamo là giovedì, inshallah. Una preghiera che ha visto uniti senegalesi e italiani, musulmani e cristiani, un esempio di integrazione da imitare. Grazie all'imam, grazie anche agli amici, grazie a tutti, grazie anche non lascio nessuno, gli stranieri italiani. E soprattutto quelli che hanno preso volontà di lavarli, prepararli, metterli in bara, pregare come dobbiamo farlo, che è della nostra religione. Grande la forza dimostrata da Papa Abdoulaye, che nonostante la disperazione ha avuto una stretta di mano, un sorriso, una frase di consolazione per tutti. Era un peso molto forte, ma il peso è calato tanto. Se era 100 kg, ti assicuro che abbiamo preso solo 1 chilo, perché la gente, ognuno ha preso un pezzo. Non abbiamo niente da piangere, dobbiamo dire solo alhamdulillah. Siamo di passaggio, Dio che ha portato questi ragazzi e sono passati qua, è arrivato il momento che devono partire, sono partiti. Mi auguro che questa tragedia non succeda mai più nel mondo. Notevole la generosità delle varie comunità per una raccolta fondi andata anche oltre le previsioni, per un viaggio dai costi alti, 6.000 euro solo per le due bare, grazie all'impegno della comunità senegalese, marocchina, il comune di Treviso, insegnanti e genitori delle scuole frequentate dai ragazzi. Questa cerimonia ci insegna tante cose, perché non siamo più dei stranieri qui in Italia, siamo dei cittadini. Io richiamo tutti gli amici di avvicinarsi alle comunità, avvicinarsi anche al comune ospitante per poter far parte della vita del comune, perché è molto importante, non possiamo isolarsi. Tanta commozione per quest'ultimo saluto, con i ragazzi che hanno deposto tanti fiori bianchi vicino agli amici e poi lasciato salire in cielo i palloncini bianchi, simbolo di amore e di pace. Voltiamo pagina, 100.000 euro di contributo ai confidi per sostenere le attività alle prese con i rincari delle bollette e delle materie prime. È l'iniziativa Treviso for Change voluta dall'amministrazione comunale della città. Da oggi a disposizione di imprese e commercianti arriva un nuovo strumento di sostegno finanziario. Treviso for Change, figlio di quel Treviso Found nato nel 2020 in piena emergenza Covid per aiutare le aziende chiuse per la pandemia. Il pacchetto di misure messe ora in campo risponde alle nuove necessità degli imprenditori legate a questo particolare momento storico. Oggi il Treviso for Change è un pacchetto molto più complesso che deve aiutare l'impresa a uscire definitivamente dal tema della pandemia e anche dall'incertezza che gli eventi bellici ad esempio portano in questo momento di mercato, quindi particolarmente focalizzato sulla liquidità dell'impresa per far fronte in modo particolare al caro energia e al caro materie prime. Il provvedimento prevede un contributo complessivo di 100.000 euro che saranno erogati ai consorzi che fanno da garanti per l'erogazione di prestiti ai comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Tramite garanzie e accordi tra confidi e istituti di credito si potranno generare investimenti e liquidità fino a quasi 2 milioni di euro per imprese e attività commerciali. L'importo dei finanziamenti potrà essere dai 10 ai 50.000 euro per una durata massima di 72 mesi. 4 i pacchetti a disposizione, un finanziamento legato ad investimenti nel post pandemia, un secondo a breve termine prevede un massimo di 18 mesi di prestito per generare liquidità in conto corrente o tramite l'anticipazione di fatture per far fronte al caro energia. La terza tipologia, sempre a breve termine, genera liquidità per finanziare l'acquisto di scorte. C'è poi un quarto pacchetto di finanziamenti a fondo perduto per la nascita di nuove attività con un occhio di riguardo al mondo femminile e agli under 35. Sburocratizzazione ed efficienza sono i principi cardine del progetto. Per ottenere il finanziamento si potranno infatti presentare ai consorzi di garanzia o agli istituti di credito soltanto la documentazione reddituale 2021, una visura camerale e un documento d'identità per disporre dopo 30 giorni della liquidità.
Un progetto che è motivo d'orgoglio per il sindaco Mario Conte, che parla di modello Treviso e di un provvedimento non solo finanziario ma anche sociale. È già passato in giunta, quindi il provvedimento che è esecutivo, firmeremo i protocolli e già da domani gli imprenditori potranno rivolgersi a banche, associazioni di categoria e consorzi di garanzia per ottenere questi finanziamenti. Incendio questa mattina verso le 12 in via Monfenera a Carbonera, nella frazione di San Giacomo. A prendere fuoco alcune decine di rotoballe e quasi un ettaro di sterpaglie di un terreno a ridosso di alcune abitazioni. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno visto alzarsi un fumo nero, poi le fiamme. L'aria nella zona è diventata subito irrespirabile. Sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo in poco tempo e i carabinieri di Selea che stanno indagando sulla vicenda. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Incendi che causati soprattutto dalla forte siccità, e allora per il momento da Casugana non sono in arrivo nuove ordinanze. Mario Conte poi parla anche dei casi Covid che sono in aumento anche nella Marca trevigiana e raccomanda ai cittadini di usare la mascherina quando necessario. Ennesima giornata di un giugno rovente con temperature ben al di sopra dei 30 gradi e con un elevato tasso di umidità. Bisogna andare indietro con la memoria diversi anni fa per ritrovare un inizio estate così caldo che si accompagna ad un problema sempre più grave legato alla siccità. Ai cittadini la richiesta di mettere in atto buone pratiche per ridurre lo spreco d'acqua ancora di più in questo momento, ma per ora nessun provvedimento in arrivo da Casugana. Al momento non sono previste ordinanze. Il sindaco di Treviso attende in tal senso eventuali indicazioni dalla Regione. Il confronto con la Regione è costante, quindi anche da questo punto di vista, proprio per cercare di uniformare quanto più possibile le iniziative nel territorio e non creare confusione ai cittadini, attendiamo indicazioni dalla Regione, però credo che stiamo anche a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, sono previste delle perturbazioni. Intanto anche quest'anno il Comune di Treviso è artefice di un'iniziativa per prevenire e impedire il disagio della popolazione anziana a causa del gran caldo. Dall'11 luglio al 31 agosto verrà attivata l'accoglienza con il progetto Estate in Restera in via Callalta 58 nella sede della Pro Senectute. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18:30, gli anziani che ne faranno richiesta tramite prenotazione troveranno nella struttura ambienti climatizzati, ma anche attività ludico-motorie. E il caldo, a differenza degli anni scorsi, non ferma il propagarsi del Covid, che a causa delle nuove varianti fa registrare oggi un boom di casi. In Veneto poco meno di 10.000 nelle ultime 24 ore, nella Marca trevigiana 1.710 i nuovi positivi. Evidentemente coincidono anche con la ripresa delle iniziative, dei grandi eventi. Le ospedalizzazioni sono comunque ad un livello assolutamente sotto controllo, quindi segno evidente che anche l'aggressività di questo virus, che è molto contagioso, però di fatto assomiglia molto a un'influenza. Però l'appello che faccio ai cittadini di viaggiare sempre con la mascherina in tasca, io ce l'ho sempre con me, e nei momenti in cui ci sono delle situazioni di assembramento o situazioni che potrebbero favorire la diffusione del virus, invito tutti a indossarla senza che sia il sindaco a dirla, senza che sia il presidente della regione o il direttore generale a richiamare i cittadini. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, tappa Treviso in Piazza dei Signori, questa mattina per il camper dell'associazione Incontinenti e Stomatizzati per la campagna di sensibilizzazione. Nonostante 2 anni di pandemia, il centro incontinenza dell'USL 2, inaugurato nell'agosto 2019, non si è mai fermato e ad oggi sono 13.000 i pazienti presi in cura, un dato significativo che dimostra come quello dell'incontinenza sia un problema molto diffuso tra la popolazione, non solo anziana. È un problema che prende tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. Nonostante l'alta incidenza nella popolazione, spesso i pazienti, a causa della vergogna e della paura, faticano ad avvicinarsi agli specialisti. Abbiamo un tasso di popolazione molto alto, soltanto pochi si approcciano a quello che è la cura. I pazienti accedono al centro e allo specialista di riferimento con molta difficoltà. Quando è troppo tardi, forse alle volte?
Devo dire di sì, alcune volte è troppo tardi. Nasce proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul problema dell'incontinenza la campagna informativa attraverso il camper che tocca le principali piazze venete. Cerchiamo appunto di portare la conoscenza dell'incontinenza con queste campagne. Ci spostiamo in tutto il territorio, abbiamo 15 tappe e cercheremo di far presente che c'è possibilità di risolvere il problema. Diamo proprio informazioni specifiche di che cos'è il centro incontinenza, di cosa si occupa il centro e di chi sono gli specialisti che ruotano all'interno del centro incontinenza all'ospedale di Treviso. Dal 5 luglio torna Pieve di Sera, serate a tema per far rivivere il centro di Pieve di Soligo e l'amministrazione stanzia anche una cifra consistente per sostenere i commercianti. 4 martedì di musica, spettacolo, gastronomia. A partire dal 5 luglio Pieve di Soligo si accende alla sera e propone una serie di appuntamenti che hanno come scopo anche quello di favorire i commercianti, colpiti duramente dai 2 anni di pandemia e non solo. L'amministrazione investe 35.000 euro, le associazioni e gli sponsor del territorio fanno il resto. È una cifra importante che costituisce una forma di ristoro anche per le attività commerciali, per chi fa spettacolo, per tutti coloro che hanno vissuto questi 2 anni di sacrifici e di difficoltà. Sono una cifra che permette di realizzare e di mettere in serenità e in tranquillità gli esercizi commerciali senza chiedere a loro eccessivi sacrifici. Le serate verranno divise in 3 parti: in piazza Vittorio Emanuele musica e spettacolo, in piazza Balbi Valier eventi per famiglie e bambini, infine piazza Caduti nei Lager sarà dedicata alla gastronomia. Ovviamente non mancheranno le modifiche alla viabilità, mentre il servizio pubblico non sarà cambiato, con la chiusura delle strade solo dopo l'ultima corsa delle corriere delle 20, e poi premi per la miglior azienda green e con un concorso nazionale per i migliori vini del territorio e la serata finale, dopo 17 mostre organizzate con le Proloco, della primavera del Prosecco. È una soddisfazione perché hanno partecipato 88 aziende, che non sono poche, e con 221 campioni. L'occasione poi della premiazione è anche l'occasione poi di degustare a Pieve di Sera tutti i miglior vini premiati, abbinati ai prodotti tipici locali. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Giovedì alle 11.30 ad Agordo l'addio a Leonardo Del Vecchio, mobilitati enti locali, forze di polizia, volontari, si attendono migliaia di persone al Pala Luxottica, lutto cittadino anche negli altri comuni dove ci sono stabilimenti del Colosso, ovvero Sedico, Pederobba e Cencenighe. Io mi ricordo ai 40 anni, ai festeggiamenti di 40 anni, quando si è rivolto ai suoi dipendenti per ringraziarli, non è riuscito a trattenere le lacrime e ha dovuto interrompere il discorso che stava facendo, ecco, per far capire qual era il legame e la sensibilità che aveva questo uomo fenomenale sotto tutti gli aspetti. È un ricordo personale quello del sindaco di Cencenighe, Mauro Soppelsa, che dà la dimensione dell'uomo e dell'imprenditore Del Vecchio, visionario, aperto al mondo ma profondamente legato al territorio e ai suoi lavoratori. Agordo, in vista dei funerali di giovedì, ha proclamato il lutto cittadino, ma il cordoglio ufficiale coinvolgerà tutti i territori veneti dove sorgono stabilimenti del Colosso dell'Occhiale. Lo stiamo facendo come filiali assieme ai comuni di Sedico e di Pederobba. Al Pala Luxottica, che prima ospiterà la Camera Ardente, poi le esequie celebrate dal vescovo di Belluno Feltre, sono iniziati i lavori per predisporre un evento che richiamerà migliaia di persone, istituzioni, privati cittadini, imprenditori, gli stessi lavoratori che sospenderanno le attività. Mobilitate le forze dell'ordine e la protezione civile, si studia un piano straordinario per la viabilità. Il Pala Luxottica potrà ospitare 5.000 persone, ma se ne prevedono molte di più. Saranno attivati maxi schermi in ogni angolo della conca. Noi qui a Cencenighe stiamo mettendo a disposizione una sala del No Filò, quindi abbiamo 380 posti, eventualmente nel caso in cui ci fosse un eccesso di affluenza ad Agordo c'è la disponibilità, siamo in contatto con gli uffici di Luxottica
perché parte delle persone possano partecipare in diretta al funerale qui da Cenceniga. In valle il cordoglio è forte, così come i timori che adesso, senza il grande vecchio che in tanti pensavano immortale, qualcosa possa cambiare. Sarà un disastro, perché manca veramente, perché è l'unica persona che ha fatto qualcosa per la gente, almeno di queste valli. Mi sono da 50 anni qua e lo so cosa vuol dire Luxottica. Io ho mio nipote, mio fratello, mia cognata, tutti lavorano in Luxottica. Speriamo di no, ma non so se sarà come prima. Anche se sicuramente lui ha fatto in modo di tutelarci, però non si sa mai. Ma penso che lui abbia fatto il possibile per noi. Per Cenceniga come la Gordino in generale è stata una perdita colossale, diciamo. Mai paura e resta in pace Leonardo. E adesso appunto si apre il capitolo sulla delicata successione a Del Vecchio, giorni cruciali per capire quale sarà il futuro di Luxottica. E adesso tutti guardano a lui, Francesco Milleri, per prendere le redini della holding lussemburghese Delfin, che raccoglie tutte le partecipazioni industriali e finanziarie, le redini dell'impero di Leonardo Del Vecchio. Perché fin dai primi momenti dopo la notizia della sua morte, l'inquietudine inevitabile ha serpeggiato, caricata dall'emozione di un momento che ad Agordo e nel Bellunese sapevano sarebbe arrivato prima o poi, ma lo vedevano il più lontano possibile, tanto era l'aura di forza che circondava la figura di Del Vecchio. Di una persona molto cordiale, determinata, lo vedevi nel suo sguardo, idee molto chiare su quello che voleva, e penso che questa sia stata un po' la sua grande forza, la determinazione, la passione, l'avere degli obiettivi precisi in testa. Che accadrà ora? Sono giorni cruciali, un futuro che passerà attraverso i delicati equilibri di Delfin, la holding che custodisce le partecipazioni di Essilor Luxottica, Covivio, Mediobanca, Generali e Unicredit. Di Delfin Del Vecchio deteneva direttamente il 25% e possedeva il diritto di usufrutto e quindi di voto per il restante 75% del capitale, la cui proprietà risulta equamente divisa fra i 6 figli, tutte con quote paritetiche del 12,5%. Un accordo raggiunto nel 2016 prevedeva poi che in caso di scomparsa il 25% detenuto dall'industriale passasse all'ultima moglie, Nicoletta Zampillo. Inoltre, lo scorso anno l'Assemblea delle holding ha deliberato alcune importanti modifiche statutarie per favorire proprio la successione. Tali modifiche attribuiscono al fondatore di Luxottica la facoltà di indicare con atto scritto il suo delfino, che potrebbe essere anche un manager esterno alla compagnia. Ma l'ipotesi più probabile è che Francesco Milleri, amministratore delegato di Essilor Luxottica e braccio destro di Del Vecchio, sia l'uomo chiamato a guidare il futuro. Un passaggio però molto delicato che potrebbe non essere privo di tensioni. Per il bellunese la priorità è che la governance di Essilor Luxottica, connubio italo-francese, resti in mani italiane. Ho profonda fiducia, soprattutto perché nella nostra provincia sono stati fatti investimenti molto importanti che testimoniano la volontà ovviamente di mantenere e di radicare sul territorio quelli che erano i loro stabilimenti. Penso che lui abbia ha chiarito subito gli aspetti della sua successione anche dal punto di vista operativo. E soltanto una settimana fa negli studi di Ring il giornalista e scrittore trevigiano Tommaso Ebert raccontava al vice direttore Ferdinando Avarino alcuni passaggi del suo libro proprio sulla vita di Del Vecchio, come il significativo aneddoto dell'infanzia in orfanatrofio a Milano per il futuro creatore dell'impero Luxottica. Scavando ho scoperto che nell'orfanotrofio di Milano, dove la mamma chiede a 7 anni di ricoverarlo, c'è un archivio di ogni alunno e quindi anche quello di Leonardo Del Vecchio. Ho la fortuna di farmi dare una delega di poter vedere questo archivio, apro questo archivio polveroso che nessuno aveva visto dal 1949, neanche Leonardo Del Vecchio, e quando apro questo archivio trovo un tesoro, trovo tutte le tappe, diciamo, della sua infanzia. Sono 7 anni, vero, di Martinit? Lui è passato dal 42 al 49, dai 7 ai 14 anni di Martinit. Trovo 7 anni della sua infanzia, ma anche le lettere disperate con cui mamma Grazia chiede che il figlio venga ricoverato in orfanotrofio. Questa lettera del marzo del 1942, scritta su carta azzurrina a mano, disperata ma ricca di dignità, che a me insomma tocca veramente le corde dell'emozione. A me quando l'ho trovata era il settembre dell'anno scorso,
mi ha fatto prendere la decisione che questa storia andava raccontata assolutamente. Perché? Cosa scrive la mamma? Perché la mamma scrive: vi prego, ricoverate mio figlio Leonardo perché rischia una disgrazia, io lo devo lasciare solo tutto il giorno perché devo lavorare come operaia, lui è lasciato solo, prima che gli succeda qualche disgrazia vi prego prendetelo in orfanotrofio anche per dargli una migliore educazione. Quindi lui va lì per evitare la strada, no? La mamma è preoccupata. E loro stavano nelle case minime, cosa sono? Perché loro abitano nelle case popolari che il regime fascista costruisce a Milano per gli ultimi degli ultimi. Si chiamano case minime, sono case che erano in periferia nel 1930 e sono in periferia anche nel 2020. Sono le stesse case popolari in cui 80 anni dopo nasce e cresce Gali, ad esempio, proprio nelle case di Baggio, di Via delle Forze Armate. Alloggi popolari senza nessun fronzolo, 20 metri quadri in cui vive tutta la famiglia del vecchio. Lontane, mamma Grazia deve camminare un'ora e mezza per andare al lavoro. Leonardo a 7 anni è lasciato solo in questi grandi cortili in cui i bambini crescevano da soli e mamma Grazia è preoccupata, si faceva male, si tagliava, aveva un bimbo che giocava. Un bimbo che giocava e anche particolarmente sveglio, e quindi dice ricoveratelo. Sarà la sua fortuna, come dice lui, perché Leonardo del Vecchio al Martinit impara un mestiere, il mestiere dell'incisore, e inizierà a trovare subito un lavoro a 14 anni. Questo è il motivo per cui esce dall'orfanotrofio, poteva rimanere fino a 18, ma aveva già trovato un lavoro come fiol de bottega, come dice lui, per fare l'incisore in una fabbrica che fa medagli, e lì inizia ad incidere e a un certo punto gli passano per le mani un paio di occhiali a cui doveva fare un fregio. Vede gli occhiali e capisce che è molto bravo manualmente anche a fare gli occhiali, a fare parti di montature, e da lì inizia la sua avventura. Allora. Con questo racconto termina la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. Dopo il veloce passaggio temporalesco, il tempo torna ad essere in prevalenza stabile, con l'anticiclone ancora più forte. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti, con varie piogge durante le ore pomeridiane. Fenomeni che potrebbero poi estendersi anche alle zone pedemontane e a quelle pianeggianti adiacenti. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 20 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Sui rilievi in giornata sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato inizialmente, nelle ore pomeridiane più instabile con locali acquazzoni sparsi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.